Viaggio alla scoperta dei castelli della Sardegna e quest'oggi, come vi abbiamo anticipato poc'anzi, ci troviamo all'ombra di quel che resta del castello di Bonaria, un castello importantissimo del quale parleremo con padre Eugenio Caramia, che è il rettore, il parroco e il custode dell'antichissimo santuario della Madonna di Bonaria. Padre Eugenio, un santuario importantissimo e me lo faccio anche dire un po' intrigante per la storia che ci riporta nel lontano 1300. 1324 per la precisione, quando gli aragonesi fondarono proprio in questa zona il castello per andare veramente contro i pisani che presidiavano già il castello da cui prende nome, no? Casteddu mi pare, no? Sì, Casteddu, per i cagliaritani, Castedesuso, il castello di sopra. Sì. E costruirono una chiesetta, questo santuario, e chiamarono i mercedari, perché allora 100 anni prima circa fu fondato quest'ordine da San Pietro Nolasco a Barcellona per il riscatto dei cristiani schiavi nelle mani dei musulmani, con il voto, un quarto voto, di dare la vita nel caso non bastassero i soldi per pagare questo riscatto. Il frate restava lì e quindi chiamarono, anche perché alla corte del re praticamente c'è stato anche il suo intervento con Giacomo I d'Aragona nell'atto di fondazione, che diede una piccola ospederia, un piccolo ospedale nei pressi della cattedrale di Barcellona. Così chiamarono i frati e costruirono ciò che vediamo adesso. All'esterno è il convento del 600, però se ci addentriamo dentro possiamo vederne un piccolo chiostro con il pozzo tipico di quel tempo e di tutti i chiostri costruiti nei secoli, dove non sappiamo precisamente il numero dei frati che c'erano, però fra Catalano, che era il superiore, insieme ad altri frati servivano come possiamo dire, come guida spirituale agli aragonesi che erano così intenti a cacciare via i pisani. Padre Eugenio, è proprio il caso di accedere quindi all'interno del chiostro, il vecchio claustro, come veniva definito e chiamato nei tempi, alcuni dicono andati, nel Medioevo, ma non sono tanto andati, no. Dove voi, padri mercedari, avete per l'appunto realizzato e valorizzato, lo vediamo con questi bellissimi pannelli, la storia addirittura qua della torre, che viene chiamata la torre aragonese. Esattamente. Che tutt'oggi, seppur nascosta, sopravvive, anzi, non dico tanto all'incuria del tempo e dell'uomo, ma soprattutto l'avete preservata, cioè vale a dire non distrutta. Qui poteva sorgerci un palazzo, eppure abbiamo ancora una torre che ha più di 800 anni di storia. Certamente, è stata veramente questa una torre di avvistamento. Successivamente alla presa di Castello furono sistemate le campane come torre campanaria, però viene chiamata ed è conosciuta come la torre aragonese. Il castello quindi era qui, anche se pochi anni fa, sono stati trovati dei reperti su delle fondamenta qui a fianco alla basilica, praticamente dall'altra parte, della zona di via Milano, all'inizio, tra via Milano e via Ravenna, e gli esperti affermano che sono risalenti a quel periodo, quindi probabilmente non era un castellino ma un agglomerato, quindi era molto più grande di quello che potevamo immaginare. Padre Eugenio, noi dai documenti d'archivio, mentre raggiungiamo la cisterna, abbiamo addirittura scoperto che, dice giustamente lei, non era mica un piccolo agglomerato, era enorme. Si dice che qui portarono 5.000 persone, quindi attorno a questo castello nacque una grande comunità, e le immagini che in questo momento scorrono ci fanno vedere quel cantiere che è divenuto un cantiere archeologico, la recente scoperta di un accampamento di mura medievali, si dice, ma quasi certamente del 1300, Pozzo della Solidarietà.
della solidarietà, ma questa era la fonte di vita Esattamente. per eccellenza, dava l'acqua e senza acqua un castello Sì. non avrebbe resistito neppure in caso di assedio. Assolutamente, qui conserviamo anche se non sia in condizioni veramente visitabili, qui sto proprio su questa parte dove è custodito la cosiddetta grande cisterna che serviva sia per il castello e poi successivamente, quando poi andarono via gli aragonesi, per i frati. Lei è anche un esorcista, è stato un esorcista, quindi... Sì, veramente per un brevissimo tempo. Ecco, no, un brevissimo tempo, 8 anni fa circa, per 7-8 mesi, non è stato sufficiente anche per comprendere quanto culto c'è in Dio. La Madonna di Bonaria è un faro illuminante per i navigatori, viandanti, a breve lo racconteremo nel dettaglio, ma è anche una Madonna, mi permetta, importantissima per scacciare i demoni. Chiaro. Sappiamo di eventi molto particolari avvenuti nella chiesa di Bonaria. Sì, ma anche un mio predecessore, diremmo venerabile quasi, padre Domenico Acquaro, negli anni 90, per diversi anni esercitò questo ministero. La Madonna, con i diversi titoli, perché madre di Cristo, è per il diavolo la prima nemica, perché è una creatura elevata al di sopra degli angeli, quindi al di sopra di lui o dei nemici. Però c'è da dire questo, nonostante questa realtà, questa verità, Bonaria rappresenta il luogo dove tante, queste sono testimonianze, vengono a dire grazie alla Madonna per grazie spirituali, soprattutto per grazie spirituali, Ecco, rappacificazione di famiglie. Vediamo tante immagini di gente che porta la propria fotografia e chiede alla Madonna: proteggi la mia famiglia in condizioni di crisi, ma anche di malattie. E questa candela che è la speranza, non solo rappresenta il Gesù bambino, il suo figlio che è lì, che è luce del mondo, ma anche per i pellegrini, per i suoi figli, è colei che continua a tenere accesa la speranza sia di una guarigione fisica come spirituale, ma anche la speranza di pace, la speranza di un mondo nuovo, un mondo più bello. Approfondiremo anche questo, la scoperta della cassa lignea della Madonna che teneva accesa in una mano, pensate, una candela luminosa. Continuiamo il nostro viaggio e grazie a lei per l'ospitalità e per quanto fate per augurioni la città di e grazie anche per questo momento così bello di comunione. Grazie. Grazie ad un permesso speciale adesso raggiungeremo un luogo che non è aperto al pubblico, non è possibile per tutti accedere nei locali più alti, quelli anche più intimi, sempre religiosi e preziosi, di questa importantissima chiesa. Addirittura ci è stato raccontato, sono presenti anche gli appartamenti papali, il luogo nel quale è stato ospitato più di un pontefice. Abbiamo varcato le porte dello storico santuario della chiesa della Madonna di Bonaria. Questo luogo è esattamente il tempio sacro nel quale poi Alfonso d'Aragona decise non soltanto certo di realizzare un castello, ma di realizzare un centro religioso intitolato, prima che alla Madonna di Bonaria, ad un'altra Madonna molto particolare. Esattamente questa, Antonio? Esatto. Questa è la chiesa di Alfonso d'Aragona e questa statua di stile bizantino era al centro qui dell'altare. Quando il 25 marzo del 1370 la Madonna è arrivata lì, dove diciamo a Susicco per intenderci, no? È portata qui di fronte alle autorità civili e militari, è stata aperta e trovata la statua e fu messa in questo angolo.
Questa Madonna viene chiamata la Madonna del Miracolo perché 2 soldati spagnoli osarono fare la solita guascognata, come si dice in spagnolo, no? Di sfidarsi al gioco delle carte, esattamente nel famoso qui Grotta del Re, e uno dei 2, prima di iniziare a giocare, venne qui di fronte alla statua della Madonna che era, ripeto, al centro, e gli disse: se tu nei prossimi giorni mi fai vincere, io ti do la metà della vincita, ma se non mi fai vincere vedrai che cosa ti succede. Va a giocare giorni, perde tutto, ma perde anche la testa. Viene qui di fronte a questa statua che, ripeto, è al centro, e gli dice: te l'avevo detto che se non mi avessi fatto vincere ti sarebbe successo qualcosa. Prende la spada che aveva rubato dalle mani del suo avversario e fa questo gesto. Sarebbe, essendo in ceramica è normale che sarebbe dovuto saltare la testa, invece no, si apre una ferita e esce sangue. E tant'è che adesso vediamo ancora dei rigagnoli, esatto, dei si segni, vedono sia del taglio che delle gocce, che esatto, parrebbero proprio delle gocce di sangue. Esatto. Quindi quando poi la Madonna di Bonaria è stata messa qui, e lei era lì, per ben 4 volte durante la notte le 2 statue si cambiavano di posto, così come sono adesso. E di questo, Antonio, esistono dei documenti manoscritti? Allora, no, ma soprattutto era questo, oltre ad essere dei manoscritti, è testimoniale dalle persone, perché i frati mercedari, convinti che fosse lo scherzo di qualcuno, vegliarono per tutta la notte. Ebbene, nonostante la veglia, non si accorsero che per l'ennesima volta le 2 statue si erano cambiate di posto. A quel punto il padre guardiano Fra Carlo Catalano si ricordò di aver avuto una visione dall'alto che gli annunciava che dal mare sarebbe arrivata la Signora del Colle. Allora è lei la Signora del Colle, ed ecco che da quel momento la Madonna di Bonaria è qui. La Madonna del Miracolo, o quella di Alfonso, perché questa chiesa era intitolata alla Santissima Trinità e alla Madonna. Ci troviamo in compagnia di Antonio Esposito, profondo conoscitore della chiesa, del santuario del Colle di Bonaria, che ospitò un castello aragonese, quel castello che si contrappose per potersi, fammelo dire Antonio, per potersi prendere il castello pisano. E poi ci riuscirono pure questi aragonesi. Sì, certamente, ma non era solo per quello, ma anche per difendere l'attacco dei saraceni che arrivava dal mare, e come ben sappiamo in quel periodo arrivavano, e qualcosa ne sanno i Carlo Fortini, no? Sì. Che sono stati tutti quanti portati in Tunisia e poi liberati e comprati dai frati mercedari. Ecco perché poi qui vengono con la Madonna dello Schiavo a fare, quindi era veramente una cosa importante. E poi quando è arrivata la Madonna qui ha cambiato un po' la vita di tutte le persone, di tutti i sardi. Alle nostre spalle, Antonio, mentre esce una persona, i fedeli vanno e vengono in questo santuario importantissimo, pensate a livello mondiale, diremo a breve, anche perché si intravede il mare che era foriero di arrivo di tagliagole, di pirati, tu hai detto di corsari, di gente che arrivava qua e rapiva le donne, e i padri mercedari, per l'appunto, all'interno di questo santuario, questa è la vecchia immagine del santuario, davano conforto alle persone, addirittura riscattavano gli schiavi. Perché io dico nel nostro, perché io faccio parte della famiglia, come tutti gli ordini religiosi, povertà, castità e obbedienza, ma loro hanno il 4º voto, che è quello di dare la propria vita per tutte le persone che per la loro fede corrono il rischio di perdere la loro. E infatti poi nei quadri che ci sono in sacrestia ci sono le immagini queste.
E qui invece troviamo delle altre bellissime opere, ma dobbiamo tenere un tono di voce molto basso perché la sacrestia della chiesa, vedete, si stanno svolgendo in questo momento delle confessioni religiose. E a proposito di religiosi, vediamo in questo quadro bellissimo un frate che è stato impiccato, ma ad un certo punto, in modo miracoloso, eccola là la Madonna di Bonaria, giovanissima, gioviale, con questo bel viso, spuntare per poter sorreggere, per l'appunto con effetto a sorpresa, il frate e sorreggerlo, sostenerlo, sollevarlo dai suoi piedi. Alle vostre spalle, su quel lato, un altro bellissimo quadro che ci fa vedere che cosa? Beh, esattamente una sorta di compravendita delle monete su un tavolo per poter riscattare degli schiavi da parte di un padre mercedario sulla destra che tiene in mano una piuma e quindi una penna del periodo, dare delle monete e ottenere per l'appunto non soltanto il corpo, ma per l'appunto l'anima di quanti cercavano di poter essere liberati dopo un lungo periodo di prigionia ad opera degli schiavi, dei saraceni, dei tagliagole del Medioevo che andavano per mare. In quel periodo storico, per liberare 200.000 persone, abbiamo perso 500 fratelli. Ma come? Uccisi nei modi più barbari, impiccati, bruciati vivi, presi a sassate, squarciati. Quindi veramente oggi siamo abituati a sentire cose che succedono con l'ISIS. Ma sì, infatti, mentre andiamo oggi con la moderna tecnologia, la televisione, vediamo delle immagini raccapriccianti dei cosiddetti tagliagole, ma nei quadri presenti, abbasso la voce perché è un luogo religioso, il nostro è il massimo rispetto che va a questo sito, vedremo delle immagini che sono dei veri e propri dipinti di persone che rimasero colpite dalle immagini vere, dal sangue che scorreva per l'appunto da parte degli schiavi e del loro aguzzini. Ed eccola qua, la meravigliosa cassa della Madonna di Bonaria che nel lontano 1370, esattamente il 25 marzo di quell'anno, arrivò e fu avvistata da chi per la prima volta, Antonio? Allora, era a bordo a una barca che si dice fosse partita dalla Spagna, da Barcellona, dove fosse diretta non si sa. E come spesso succede qui, c'era Mare Forza 10, il comandante decise di buttare a mare tutto quello che aveva, perché più la nave era leggera, più si corre il rischio, meno si corre il rischio che la nave possa andare giù. E quindi buttarono a mare tutte le cose, e tra queste cose c'era questa cassa, che oggi noi la vediamo in questo modo un po' strano, perché c'è il buco e molte persone mi dicono: ma il tarlo se lo sono mangiato? No, non è il tarlo che si è mangiata, ma siamo stati noi, perché quando la Madonna di Bonaria, oltre ad essere nominata la regina della Sardegna, è incoronata, perché nella cassa non c'erano le corone, ma c'era la candela accesa, e quindi perché lei con quella candela accesa ci ha portato la fede. La luce che squarcia le tenebre, esatto. La speranza è che sconfigge i demoni. Quindi poi successivamente, per il regalo di una pellegrina di quella barca che c'è sull'altare, fu nominata anche protettrice dei naviganti. I naviganti che venivano a guardare la barca com'era e quindi se potevano partire o non partire, però io dico sempre che ognuno di noi è un po' Tommaso, ci credo finché non metto la mano, e quindi che facevano? Vengo, posso partire? E se ho sbagliato? Si pigliavano un pezzo della cassa, se la mettevano in tasca, affrontavano il viaggio e dice: se ho sbagliato a leggere le previsioni, ho
l'ancora di salvezza, la butto e il mare si calma. Una sorta di sacro Antonio amuleto che, guardate, da questa bellissima immagine esplicativa, da questo pannello o roll up, vediamo per l'appunto che gran parte della cassa della Madonna è stata pezzetto dopo pezzetto smontata dal legno che mi pare che fosse di carrubo, da un mix di legni pregiati. La Madonna è un unico pezzo di carrubo. Vedi, come prima ti ho raccontato che la candela accesa ci ha portato la fede, se tu noti l'abito è di colore verde, un'altra cosa importante, che lei ci ha portato la speranza, fede, speranza, e poi se andiamo ad analizzare bene, la Madonna ha scelto lei la Sardegna. E questo lo dice un napoletano, ha scelto lei la Sardegna, ha scelto lei a chi essere affidati, i padri mercedari. E questo santuario è uno dei santuari più importanti al mondo perché dal 1970 a oggi ha avuto la presenza di tutti e 4 papi, Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco, e tutti hanno lasciato qui un ricordo. Bene Antonio, mentre noi raggiungiamo la parte più medievale della chiesa, qui vediamo proprio, a conferma di quel che dici, che sono presenti degli elementi talari, anzi direttamente papali, dei pontefici, dei padri della chiesa che sono giunti per l'appunto in Sardegna. Il nostro viaggio prosegue adesso con un poco di religioso silenzio, devo tenere più basso il tono della voce perché vedete sono in corso delle funzioni religiose continuamente, no, ci mancherebbe, buongiorno, continuamente per l'appunto nel santuario storico, la parte più importante legata alla Madonna di Bonaria. Su questo lato invece troviamo un passaggio, prego scusate, non volevamo interrompere, ci mancherebbe la funzione religiosa, troviamo, ma facendo silenzio, vedete, su questo lato, ecco, ci troviamo dietro all'altare maggiore, a quella che viene chiamata abside, ma siamo all'interno di una torre, la cosiddetta torre aragonese, che svetta e svettava nel lontano 1300 dal castello aragonese. Da qui gli armigeri, i cavalieri, guardavano con sospetto i loro nemici, vale a dire coloro che stavano, i pisani per l'appunto, nel castello di Cagliari. Poi qui è giunta la fede, dopo al sangue, i venti di guerra, e sono arrivate anche queste stampelle, vale a dire i miracoli fatti dalla Madonna, i miracoli che per l'appunto hanno guarito una persona, magari inferma per via di una gamba che, passatemi il termine, non funzionava, o ad esempio di un braccio, potete vederlo su questo lato, o di un bambino che aveva un problema. E Antonio, di quant'altro stiamo parlando, possiamo parlare quest'oggi sui miracoli della Madonna? Basta vedere nel corridoio dove siamo stati prima, e c'è la cassa, è piena di cosiddetti ex voto. Ma questa è la dimostrazione che io lo dico veramente con nostalgia e mi piange il cuore, perché oggi come oggi non riusciamo a capire veramente queste cose. E sembra quasi che ci si rivolge alla Madonna solo e soltanto quando ne abbiamo bisogno. Ed è proprio per questo motivo che siamo venuti qua nella chiesa e nel castello storico di Bonaria, per offrirvi certo delle emozioni che potrete vivere uno per uno, di volta in volta, visitando questo luogo. Il nostro viaggio alla riscoperta dei castelli della Sardegna, alcuni situati in collina, altri in pianura, altri ancora nelle città isolane, proseguirà nel corso della prossima puntata, sempre da qui, da quel che resta del castello di Alfonso d'Aragona, oggi inglobato tra i resti del convento di Bonaria. Esploreremo, grazie ad un permesso speciale, una suggestiva torre di avvistamento dei nemici, gli appartamenti papali, il salone reale e uno scrigno di tesori composti da una miriade di antichi libri, il tutto sotto allo sguardo protettivo della Madonna giunta dal mare.